È finita così, con l'immancabile invasione di campo da parte dei tifosi, la trionfale stagione della Nuorese che dopo un'attesa lunga ben 22 anni fa il suo ritorno nel calcio professionistico. E la sconfitta con la Villacidrese, 3-2 il finale nell'ultimo atto del campionato, non intacca di certo la gioia dei verdi-azzurri e di un'intera città. Quello della Nuorese è stato un successo meritato, frutto della determinazione feroce di un gruppo di ferro, capace di superare anche i momenti più difficili. È stato il coronamento di un sogno divenuto ormai realtà. In 2 stagioni la Nuorese è passata dall'eccellenza alla C2 e il quadrivio vestito a festa ha tributato il doveroso omaggio ai protagonisti di questo nuovo miracolo verde-azzurro. Alla festa della Nuorese si accomuna anche quella della Villacidrese, salva senza passare dalla lotteria dei play-out. Nel primo tempo la Nuorese gioca come sa e realizza 2 gol, il primo col solito imprendibile calcio di punizione di Emerson che non lascia scampo a Floris. Il raddoppio è opera di Collaro che realizza da distanza ravvicinata. Nella ripresa la Nuorese allenta la tensione, la Villacidrese riesce ad approfittarne. Prima accorcia le distanze con De Martis che di sinistro supera Pettinari. Il pareggio di Villacidrese arriva per merito di Piro che finalizza da pochi metri battendo Garau. Proprio al 90° Gavioli chiude la gara con un fendente dal limite. Ma niente può cancellare la gioia della Nuorese e la festa di un'intera città che continuerà per tutta la notte.